Lunedì prossimo, 12 luglio, a Grotte, al Palazzo Comunale alle ore 18, sarà inaugurata la mostra fotografica Il mondo letterario sciasciano al premio Racalmare, a cura di Angelo Pitrone, e sarà presentato il libro La terrazza della noce di Gaspare Agnello. Interverranno l'assessore regionale beni culturali Alberto Samonà, il procuratore di Siena Filippo Vitello e il fotografo Angelo Pitrone. Letture a cura di Clezia Cavallaro, Modera, Alessandra Marsala. L'iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook La Voce dei Grottesi e non solo. Ascoltiamo in proposito lo stesso Gaspare Agnello. A Grotte, lunedì prossimo 12 luglio alle 18 al Palazzo Comunale sarà inaugurata una mostra fotografica Il mondo letterario sciasciano al premio Racalmare, a cura di Angelo Pitrone, e poi sarà presentato un suo libro, professor Gaspare Agnello, La terrazza della noce. Interverrà tra gli altri l'assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà. Sì, il premio Racalmare è stato un punto di riferimento della letteratura del Novecento. Sciascia, in occasione del premio Racalmare, osava invitare tutto il suo mondo letterario e il mondo artistico. Da quel paese è transitata la letteratura italiana e straniera di fine Novecento, se pensiamo che è venuto a Grotte Manuel Vasquez di Montalbán, Cecilia Chinne. Evidentemente c'erano tante fotografie sparse, grandi fotografi che venivano a Grotte. Queste fotografie, questa memoria si stava perdendo. E allora io ho raccolto tramite Pitrone, fotografie di Pitrone, di Scianna, di Leone, di altri fotografi amatoriali che avevano tantissime fotografie con personaggi illustrissimi. Li ho raccolti e abbiamo fatto una mostra di 31 scatti che lunedì alle ore 18 sarà aperta nell'atrio del Palazzo Comunale di Grotte, e da seguire poi sarà presentato il mio libro La terrazza della noce, che è collegata a questi personaggi che sono nelle fotografie. Il libro sarà presentato dal professore Ferlita e dal procuratore della Repubblica di Siena Filippo Vitello, che ha letto il mio libro e spontaneamente si è prestato a venire da Siena per presentare il mio libro. È una cosa importante: noi abbiamo recuperato una memoria storica, una memoria letteraria che servirà ai giovani per capire che attraverso la lettura, attraverso la letteratura si può vincere l'arretratezza che c'è in Sicilia. Io spero che il mondo intellettuale siciliano vorrà partecipare lunedì a questa manifestazione, che è una manifestazione diversa dalle altre.